Il contagio della paura. Il coronavirus in realtà provoca un'infezione da cui si guarisce molto facilmente e si muore molto difficilmente. È corretto, il tasso di mortalità dai dati che abbiamo attualmente è tra l'1 e il 2%. Bisogna ricordare che nelle epidemie influenzali, quando scoppiano le cosiddette pandemie, l'eccesso di mortalità molte volte è stato superiore al 10%, quindi estremamente più alto. Qual è il problema? Il problema fondamentale è che mentre per l'influenza abbiamo una immunità di gregge, cioè ci sono molte persone immuni perché l'hanno avuto l'anno precedente, perché si sono vaccinate o perché hanno una memoria immunologica da pregresse esposizioni, per questo coronavirus non c'è nessuno che abbia anticorpi in questo momento. Certo, il coronavirus per i nostri sistemi immunitari è uno sconosciuto. A dir la verità, tutti i virus sono nuovi per i bambini, che però sono predisposti per affrontarli, mentre a rischiare di più sono gli anziani con patologie pregresse, specialmente quelle cardiovascolari, il diabete, l'insufficienza respiratoria cronica e l'ipertensione. I provvedimenti di questi giorni servono proprio a contenere quanto più possibile il contagio per tutelare i cittadini più fragili. Nel coronavirus, non avendo anticorpi, sicuramente mi ammalo. Poi che se io mi ammalo di una forma lieve che assomiglia a un raffreddore o di una polmonite grave e che mi porta a rischio di morte dipende molto dalla mia situazione immunologica, immunitaria e fisica, per cui le persone che sono cardiopatiche, anziane eccetera sicuramente hanno un eccesso di mortalità. Come si vede, i dati che noi abbiamo che qui in Veneto sono morte essenzialmente persone anziane che avevano comorbidità rilevante. Il coronavirus lo stiamo conoscendo in questi giorni. Dal punto di vista statistico per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'80% dei malati guarisce spontaneamente, il 15% ha problemi seri ma gestibili, il 5% è grave. Ed è proprio questo 5% che ha bisogno di un'assistenza sanitaria efficace per ridurre al massimo il tasso di mortalità. Per ottenere questo obiettivo, innanzitutto, è determinante evitare di intasare gli ospedali mandandoli in tilt. Se la normale influenza ha un'infettività potenziale che le permette di colpire circa il 10% della popolazione in un lasso di tempo lungo qualche mese, il coronavirus ha un tasso di infettività molto più alto, quindi in caso di epidemia, proporzionalmente, in un arco di tempo ridotto, gli ospedali devono riuscire strutturalmente a dare assistenza adeguata a un numero di pazienti più consistente, specialmente anziani con problemi di salute preesistenti. Anche un basso tasso di mortalità in una situazione di popolazione completamente suscettibile potrebbe portare in un tempo relativamente breve al 20-30% della popolazione malata. Questo creerebbe non solo una mortalità in eccesso anche se bassa, ma soprattutto un intasamento di tutto il sistema sanitario. Ecco perché, se si prendono tutte le precauzioni, i contagi sono più lenti e c'è tempo e spazio per curare i casi gravi in modo più efficace, riducendo la mortalità. Quanto poi sia letale il coronavirus è ancora da chiarire. In Italia il tasso dei decessi si attesta su una media del 2,6% dei casi conclamati. Bisogna tener conto però dei malati che guariscono senza essersi accorti di avere il virus, scambiato per una comune bronchite o addirittura portato in modo asintomatico. Insomma, considerati i casi sommersi, il potenziale letale del coronavirus scende ulteriormente, quindi prevenzione e prudenza sì, psicosi e panico no.